Un'inchiesta sulla tragica fine del 23enne di Orsago Filippo Morello, caduto in sella alla moto da cross durante una gara in Friuli Venezia Giulia e poi travolto e ucciso dagli altri piloti, disposta all'autopsia. Dolore e commozione tra Polcenigo, sede del Moto Club, e Orsago, dove Filippo viveva. Il sindaco ha incontrato i genitori, ci siamo abbracciati, il ricordo del suo datore di lavoro, una perla rara. Tragedia in moto domani alle 10, 2 a Gorgo al Monticano e Possagno, il dolore delle comunità per Andrea Buosi, schiantatosi a 27 anni contro un trattore, per Giacomo Bologna, il 20enne morto 4 giorni dopo l'incidente di Pieve. Crack Veneto Banca ridotta di 6 mesi, in Cassazione la pena a Consoli, prescritto il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti della Banca d'Italia, per i risparmiatori si apre un nuovo capitolo. A Farra di Soligo, aggressione ai danni di un 49enne di origini albanesi, operatore di Savno, a colpirlo 2 connazionali sembra per motivi familiari, l'uomo ferito in ospedale, indagini dei carabinieri. Giovani bulli lanciano gavettoni contro una coppia che lavorava in giardino filmandosi con i telefoni. Non è piaciuta l'ennesima bravata a Preganziola, la sindaca invita a denunciare. Tra denunce civili e decreti ecclesiali fa discutere il caso delle suore in fuga dal monastero di Vittorio Veneto. Dietro al commissariamento dell'ex badessa ci sarebbe il rifiuto ad aprire la struttura al Prosecco. Il clima di questi giorni è destinato a cambiare, sole e caldo fino a domenica, poi temperature giù anche di 10 gradi e il ritorno di piogge temporali. Sono arrivati nel pomeriggio a Treviso, accolti dagli alpini e dal sindaco, i marciatori della camminata per i bambini. Lo scopo: raccogliere fondi per i piccoli malati all'Istituto Gaslini di Genova e del Burlo di Trieste. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Cominciamo dunque subito con le notizie. Lo avete sentito anche dai nostri titoli. È stata aperta un'inchiesta sulla tragica morte del 23enne di Orsago Filippo Morello, caduto in sella alla sua moto da cross durante una gara lungo la pista di Luciano Battauz, diversa Romance di Sonzo, in provincia di Gorizia, disposta l'autopsia. Amava fin da piccolo il motocross Filippo Morello. La tragedia proprio durante la seconda tappa del campionato regionale del Friuli Venezia Giulia. La procura di Gorizia ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati. I carabinieri giunti sul posto hanno sequestrato la moto del giovane ed il casco ed hanno sentito i testimoni presenti al momento del gravissimo incidente, mentre il pubblico ministero ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Dolore e incredulità ad Orsago, dove viveva il 23enne assieme alla famiglia. In via Corridone è calato il silenzio, nell'abitazione la disperazione di mamma e papà che hanno assistito alla caduta mortale del figlio. Il giovane, sbalzato dalla moto, è stato travolto da altri piloti. A nulla sono serviti i soccorsi tempestivi e le manovre di rianimazione dei medici intervenuti con ambulanze dell'Isoccorso. Il 23enne è morto su quelle piste che lui amava tanto. Il sindaco di Orsago, Giancarlo Mion, è andato ad abbracciare la famiglia, chiusa nel dolore. Non abbiamo neanche parlato, ci siamo solo abbracciati perché è un momento difficile, duro. Avevano 2 figli, una famiglia normalissima, marito e moglie che lavorano, 2 figli, uno di 20 e uno di 22 anni. Filippo aveva la passione, aveva la passione del motocross, ha fatto una gara in Friuli, era anche portato per il motocross, mi diceva il papà, perché comunque era in testa, è caduto e quello che lo sopraggiungeva gli ha piombato addosso. E non poteva evitarlo, mi ha detto anche suo papà. Un bravo ragazzo, lavorava a Cordignano presso la ditta SCM, sconvolti i colleghi appena appresa la tragica notizia. Lavorava da circa 3 anni, era una persona splendida, una perla rara, al di là di tante cose, veramente era una persona gentile, molto garbato e sempre disponibile, ma anche molto bravo. Una famiglia conosciuta in paese dove la notizia è piombata come un macigno. Filippo aveva un fratello più piccolo all'estero per motivi di studio. Un incidente di gara tragico che ha sconvolto l'intero mondo dello sport. Ad Orsago il paese è sotto shock. Una giovane vita spezzata, dice una signora sconvolta. Al bar accanto al municipio non si parla d'altro. Quando succedono queste cose così improvvise a ragazzi così giovani, ovviamente tocca a tutta la comunità. Filippo in sella alla moto, in questa foto tutta la sua passione per questo sport ed il sorriso che lui sapeva regalare a tutti. E a Polcenigo il ricordo del motoclub nel quale era iscritto. Sono sconcertato perché mi hanno chiamato ieri pomeriggio che ero già via e mi hanno detto guarda che gli stanno facendo un massaggio cardiaco, mi hanno spiegato un po' il fatto, come è successo e niente.
La comunità di Polcenigo è in lutto per la tragica scomparsa di Filippo Morello, il giovane motociclista di 23 anni morto nel primo pomeriggio di ieri a Romans di Isonzo durante una gara regionale di motocross. Originario di Orsago, Filippo era tesserato al motoclub di Polcenigo, realtà sportiva che oggi piange la perdita di uno dei suoi ragazzi più promettenti. Ma Filippo, per quanto lo conoscevamo noi, era una persona splendida, veramente un bravo ragazzo. Pochi così se ne trovano. Difatti siamo in un dispiacere infinito e grande, anche perché veniva a aiutarci alle gare spesso, era sempre disponibile. Purtroppo è successo il fattaccio e niente, così. Lui, se non ricordo male, era venuto che era minorenne, dovrebbe aver avuto 17 anni. E poi agonisticamente parlando invece ha iniziato l'anno scorso con delle gare di enduro per poi buttarsi nel cross. Difatti questa era la seconda gara regionale che faceva e niente, andava anche bene come pilota, diciamo. Una scia di sangue sulle strade della Marca, domani l'addio a 2 giovani vite spezzate, Andrea Buosi e Giacomo Bologna. 2 tragici destini in 2 posti differenti, ma nello stesso giorno e alla stessa ora. Il saluto a 2 vittime della strada. Nel medesimo istante le campane delle chiese suoneranno insieme per accogliere i feretri di Andrea Buosi, 27 anni, e Giacomo Bologna, 20. Il funerale di Andrea si svolgerà alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ippolito e Cassiano a Gorgo al Monticano. Il giovane è morto un martedì pomeriggio. Stava provando la moto di un cliente appena riparata per accertarsi che il lavoro fosse stato eseguito bene. Pochi minuti ed il giovane meccanico sarebbe tornato in officina. Purtroppo lungo il tragitto è rimasto coinvolto in un tragico incidente contro un trattore che non gli ha lasciato scampo. Mentre l'ultimo saluto a Giacomo si terrà alla stessa ora nella chiesa di Fietta di Paderno di Pieve del Grappa. Il giovane residente a Possagno è morto dopo alcuni giorni di agonia a seguito di un incidente stradale mentre rincasava in sella la sua moto. Giacomo era stato elitrasportato in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso, dove si è spento lunedì. I primi giorni della prossima settimana, invece, dovrebbero esserci anche i funerali di un'altra giovane vittima. Si tratta di Davide Corazzini, il 22enne, che ha perso la vita in un terribile incidente in auto. Il ragazzo si trovava nei sedili posteriori di una vettura guidata da un amico. Nella macchina erano in 3, feriti i 2 ragazzi. Per Davide non c'è stato nulla da fare. La procura ha dato il nulla osta per il funerale. Una lunga scia di sangue nella Marca, a terra i segni delle tragedie, i fiori lungo le strade, lo strazio delle famiglie. L'europarlamentare di Forza Italia del PPE Flavio Tosi auspica che la decisione spagnola che dal prossimo luglio obbliga l'utilizzo dell'airbag ai nuovi motociclisti per ottenere la patente A sia estesa in tutta l'Unione Europea, una battaglia portata avanti in Veneto e in Italia da Andrea Dan, presidente dell'associazione Manuela. Pertanto Tosi ha presentato un'interrogazione alla Commissione Europea nella quale le chiede se intende promuovere a livello europeo l'adozione di dispositivi di protezione avanzati per i motociclisti proprio come gli airbag e se prevede misure per sostenere finanziamenti per l'adozione di questi dispositivi e come intenda valorizzare e diffondere tra gli Stati membri le migliori pratiche per ridurre la mortalità tra gli utenti vulnerabili della strada. Siamo al crack di Veneto Banca, ridotta di 6 mesi in Cassazione la pena a Vincenzo Consoli, prescritto il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti della Banca d'Italia per i risparmiatori. Si apre un nuovo capitolo con il processo per bancarotta a giugno. I legali sono pronti a chiedere i danni morali. Siamo all'epilogo del primo dei vari capitoli di questa triste e annosa vicenda che ci ha sempre interessato. Primo epilogo in Cassazione che si è chiuso con una condanna adesso diventata definitiva, 2 anni e 6 mesi per Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato prima e poi direttore generale di Veneto Banca, 6 mesi meno rispetto alla sentenza di secondo grado perché alla fine è rimasto in piedi solo il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti della Consob e non della Banca d'Italia, confermati sia l'annullamento della confisca
confisca, disposte in primo grado di oltre 221 milioni di patrimonio personale, sia l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Una pronuncia definitiva che certo non spegne quella che lo stesso Stefano Trubian, avvocato di tanti risparmiatori, definisce sete di giustizia, che potrebbe trovare invece parziale soddisfazione nel terzo troncone processuale, quello per la bancarotta, che inizierà con l'udienza preliminare fissata in tribunale a Treviso a metà giugno e che vede altri indagati oltre a Consoli. Le costituzioni, sembra assodato, non potranno riguardare i danni economici diretti, per quello c'è un altro procedimento aperto, nello specifico contro la società di revisione dei conti a Roma. Non tutto però è perduto. Ma ci sono dei danni diversi, penso al danno morale, ma non solo, che sono patrimonio del singolo soggetto che si ritiene danneggiato e che a nostro avviso possono essere fatti valere in quella sede. Quindi chiederete i danni morali, questo ce lo può... chiederemo di essere ammessi parte civile per i danni diversi sicuramente. Insomma, quella bancarotta con la procura trevigiana che contesta un buco monster da oltre 300 milioni di euro avrebbe provocato un nocumento che va ben oltre il dato finanziario. Sono previste centinaia di costituzioni, gli uffici legali sono al lavoro. Credo sia un dovere sociale a fronte di questa piaga che ha interessato il nostro territorio arrivare ad una verità processuale che sia quanto più possibile sovrapponibile a quella reale dei fatti che tutti noi abbiamo, ahimè, tristemente osservato. La cronaca ancora, aggressione dopo le 6 del mattino a Farra di Soligo, dove un uomo di origini albanesi, operatore savno, è stato aggredito nelle vicinanze di un bar in via Ruistort. Sullo sfondo ci sarebbero motivi familiari, una sorta di regolamento dei conti. Il soggetto avrebbe tentato di nascondersi dentro il locale, ma sarebbe stato colpito con calci e pugni da 2 connazionali. A un certo punto sarebbe spuntato anche un bastone. Si sono vissuti attimi concitati e caotici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto e il personale medico del SUEM 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Conegliano con ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Siamo a Preganziol, giovani bulli lanciano gavettoni contro una coppia intenta a lavorare in giardino filmandosi con i telefonini. In città non è piaciuta questa spiacevole bravata, la sindaca invita a denunciare. La casa nuova al giardino da sistemare dopo il trasloco, la prima domenica di vero sole che permette di stare all'aperto tutto il pomeriggio. Erano circa le 18 quando una coppia intenta a lavorare è stata colpita da dei palloncini pieni d'acqua lanciati da alcuni ragazzini mentre si filmavano con i loro telefoni, probabilmente per condividere la loro bravata sui social, e subito poi scappati a gambe levate. Il fatto denunciato in forma anonima tramite i social e si affolla di commenti più o meno educati il post in questione, tra chi se la prende con i giovani e chi invita all'intransigenza contro la maleducazione. Non risulta invece nessuna segnalazione formale alla polizia locale o ai carabinieri. Difficile pertanto rintracciare i bulli che si sono presi gioco della famiglia, a cui certo la sorpresa non è piaciuta. Tutto si è svolto in pochi secondi, motivo per cui non si è riusciti a scorgere la fisionomia dei ragazzi. Abbiamo appreso di questo episodio dai social. L'appello però che mi sento di fare appunto alle persone che hanno segnalato questo episodio è quello appunto di rivolgersi alla polizia locale per poter meglio circostanziare appunto l'episodio e per poter andare da un lato ad individuare i responsabili di questi gesti, ma soprattutto per contattare le famiglie per essere di supporto e per prevenire episodi di questo tipo. Non sono stati identificati i giovani protagonisti della spiacevole bravata, ma la sindaca conta si possa risalire alla loro identità anche grazie all'aiuto delle famiglie. Si tratta di un episodio non nuovo a Preganziol, paese già preso di mira da ragazzini che scagliano uova e melograni sulle case e che in un caso avevano anche lanciato un petardo all'interno di un'abitazione. È una responsabilità condivisa anche e soprattutto da parte degli adulti, e quindi qui mi riferisco ai genitori, capire cosa combinano i ragazzi quando appunto escono per strada e soprattutto aiutarli nel capire che a fronte di un episodio spiacevole come questo una cosa importante e molto intelligente sarebbe quella di presentarsi e di chiedere scusa. Arginare fenomeni di questo tipo, ma anche
controllare il paese, rafforzata la presenza di pattuglie. Dal mese di aprile appunto in maniera strutturale, anche con delle uscite serali che appunto vanno a rinforzare il pacchetto orario di presenza e di pattugliamento del territorio. E sta destando curiosità ma anche preoccupazione la vicenda delle suore in fuga dal monastero di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto dopo il commissariamento della madre badessa e l'uscita dalla clausura di 3 suore e una novizia. Nessuna motivazione ufficiale da parte del dicastero romano, ma per molti la vicenda sarebbe legata all'iniziativa di produrre prosecco dentro le sacre mura. I periti giornalisti si rivolgano a Don Martino Zagonè, in pratica il sacerdote che attualmente sostituisce il vescovo. Questa è la risposta quando suoniamo al convento di San Giacomo di Veglia. Una sorta di consegna del silenzio, considerando che la curia vescovile non ha di fatto giurisdizione sul millenario convento di clausura, commissariato dal Dicastero degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica presso il Vaticano. Al centro l'attività degli ultimi anni della madre badessa Aline Pereira Gammarchi, contestata da alcune consorelle. Di ufficiale al momento c'è solo un comunicato dell'ordine che conferma di aver sollevato dalla direzione del monastero madre Aline per aver preso delle misure ai danni di 4 consorelle senza rispettare il diritto della Chiesa e dell'ordine. Una vicenda che ha un primo atto formale nel gennaio del 2023 e per molti legato all'apertura del monastero con la produzione di Prosecco inaugurata solo un mese prima, il 9 dicembre del 2022, e ancora oggi ricordata così all'interno delle sacre mura. No, ma lei non mi ha visto, perché io ero qua dietro nascosta. Ah, no, perché mi ricordo che poi qui avevamo fatto una cosa. Ah sì, avete fatto la degustazione? Sì, io sentivo, ma voi non mi vedevate. Un'iniziativa che allora la badessa spiegava così. Economicamente il monastero viene sostenuto dal nostro lavoro, per cui tutto quanto entrerà servirà innanzitutto per pagare le bollette che sono altissime, ma anche per tutto il resto del monastero. Una rivoluzione per questo luogo di silenzio e preghiera, finora di fatto inviolato dalla laicità circostante. Una rivoluzione pare non condivisa da 4 consorelle più ortodosse, ma anche dal Vaticano, che dopo il primo commissariamento del 23 poi ritirato, il giorno dopo la Pasqua di quest'anno ha deciso di sollevare definitivamente Madre Aline, che per questo ha concordato un periodo di allontanamento dal monastero. Ma l'atto più clamoroso si è consumato il 29 aprile, quando 3 suore e una novizia hanno lasciato furtivamente, secondo il comunicato dell'ordine, la struttura, unendosi all'ex badessa in una località segreta. Ora all'interno del monastero sono rimaste 20 suore, mentre l'ordine attende che Madre Aline ricorra contro il decreto rivolgendosi al dicastero e non con una denuncia civile, conclude il comunicato dell'ordine religioso, dove tra l'altro non si capisce contro chi e su quali fondamenti, dal momento che tutto si è svolto rispettando il diritto ecclesiastico e che è il solo abilitato a regolare la vita monastica. Sentiamo dunque le reazioni a questa vicenda. Eccolo il prosecco della discordia, quello che, secondo più di qualche laico che ha frequentato le parti concesse del monastero di San Giacomo di Veglia, sarebbe la causa della clamorosa scissione tra le monache. Lei che le ha conosciute bene, ma questa idea di apertura con la produzione del prosecco, l'apertura di questo monastero di clausura, forse qualcuno non l'avrà vista molto bene. Secondo me questo è uno dei motivi, anch'io mi sono sorpreso perché veramente una volta non entrava nessuno, io sono entrato qualche volta appunto per dare un aiuto, per cercare, per dare un po' di collaborazione sotto questo aspetto qua. Però quando ho visto questa evoluzione dico, ma sta cambiando il mondo. Mario Braido è stato per decenni uno dei fiduciari delle religiose, imparando a conoscerne in parte le dinamiche interne. E quell'idea di far entrare la quotidianità al di là degli spazi concessi nei secoli sarebbe stata subito osteggiata dalle suore più anziane che avrebbero portato le loro istanze in Vaticano fin quasi al Soglio di Pietro. Dentro quelle mura, con la nomina di Madre Aline, abbadessa del monastero, si sarebbero contrapposte 2 visioni. Da una parte quella moderna, più aperta, che non disdegnava anche obiettivi economici, vedendo nel prosecco un modo per pagare bollette ma anche oltre 20.000 euro di restauro della chiesa interna. Dall'altra invece la conservazione della clausura e dell'allontanamento dalla vita quotidiana per dedicarsi completamente alla riflessione e alla preghiera. In mezzo anche una caduta verticale della presenza di fedeli alle funzioni rispetto a Suor Maria Rosaria, la badessa che resse il monastero fino al 2021, anno della sua scomparsa, e che nel 1985 accolse un Papa Wojtyła impressionato da quanto raccontavano di lei e della sua fede i porporati in Vaticano.
A quel tempo sicuramente c'era veramente un grosso movimento e ripeto perché loro concedevano tanto aiuto a chi aveva veramente bisogno e di conseguenza loro curavano anche sotto questo aspetto. Adesso ultimamente io purtroppo sono da diversi anni che il mio lavoro era a San Vendemiano e sono mancato e mi sembrava fosse stata una piccola flessione, ma purtroppo il sistema di vita è anche questo. Segno dei tempi o visioni differenti su monachesimo e clausura? Fatto sta che cittadini e fedeli sono i primi a risentire di questa spaccatura. Ho solo dispiacere e preghiamo che tutto si risolva. Il monastero di San Giacomo è un monastero che dal mio punto di vista è sempre stato integrato in quella che è la comunità della città. La città è un po' dispiaciuta per quello che sta accadendo. Naturalmente noi non entriamo nel merito della questione, anche perché è una questione che appartiene all'ordine religioso e quindi in piena autonomia rispetto alla città stessa. Ecco. Siamo ora alla politica, autonomia e regionali. Continua il clamore all'interno della Lega dopo le parole pronunciate a Ring da Roberto Marcato, a cui replica lo stesso Luca Zaia. Penso che sia nella norma che ci siano, diciamo, queste attività di assestamento, dopodiché penso che non sia una lesa maestà da parte della Lega chiedere il candidato presidente e tutto questo poi verrà discusso, immagino, dal segretario nazionale, dal segretario regionale, quindi da Salvini e da Stefani. Luca Zaia fa scivolare sul velluto quello che di fatto è un fendente politico, ancora una volta tutto interno al centrodestra, e questo nelle more della decisione del Consiglio di Stato sulla data delle prossime elezioni regionali pronuncia a questo punto dirimente. La legge regionale ci invita a fare la convocazione delle elezioni nella fase primaverile, finestra primaverile, e la legge nazionale ci dice di farle entro 60 giorni dalla fine della legislatura e quindi sarebbe in autunno. Proprio per evitare ricorsi in una direzione o nell'altra è bene avere chiarezza su questo tema. Forma e sostanza si alternano, quasi si fondono in un dibattito che sembra senza fine e che vede scintille anche all'interno degli stessi partiti. Fanno ancora discutere parecchio le parole pronunciate a Ring dal leghista Roberto Marcato, tranchant come non mai sulla riforma Calderoli. Verifico che non c'è nessuna autonomia. Sono a causa delle modifiche volute? Ma io non so, ripeto, non ho la capacità politica e l'altezza che hanno gli addetti ai lavori. Io questa non è autonomia, non sto parlando della sanità, quella di non c'è nessuna autonomia, non c'è nessuna autonomia. Che autonomia c'è? Bulldog Marcato, che sempre via Ring aveva tradito un certo fastidio sulla narrazione di un Super Zaia, alimentando retroscena e articoli di stampa. Si dice sempre Zaia ha fatto, Zaia ha fatto, ma senza questa squadra Zaia avrebbe fatto molto ma molto meno. Ma come avremmo fatto noi senza di lui? Una sottolineatura che evidentemente ha fatto rumore, pure il diretto interessato, di solito restio alle polemiche, le commenta. Ma che è la verità. Basterebbe che voi andaste a vedere tutte le mie dichiarazioni, soprattutto quelle quando escono i sondaggi sul gradimento dei presidenti, dove io sono primo da 15 anni, ed ogni volta che dichiaro dico: questo è il frutto del lavoro di una squadra, non di una persona sola. Quindi penso che sia novietà e che non ci sia nessuna novità sotto il sole. Capitolo chiuso o no, Marcato già aveva messo le mani avanti, rivendicando il suo ruolo di voce libera del Carroccio. Approfitto della sua ospitalità per dire alla dirigenza del mio partito: mettetevela via. Io, come ho sempre fatto, continuerò a dire e a fare tutto quello che reputerò giusto dire e fare. Punto. Ma se la devono mettere via. Siamo a Treviso, al quartiere Sant'Angelo, degrado e rifiuti abbandonati lungo la strada a 2 passi dalle case. La denuncia del consigliere comunale Iannicelli. Siamo veramente poco fuori del centro della città, vedete che scempio ambientale di qualche imbecille che ha pensato di scaricare tutto questo materiale inquinante. Il povero cretino, stupido, non sa cosa rischia. Un vecchio divano, utensili, rifiuti in plastica di ogni genere, ma anche un asciugacapelli, sacchi chiusi di dubbia provenienza e contenuto. È lo spettacolo indecoroso che si sono trovati davanti i residenti del quartiere di Sant'Angelo, vicino al sottopasso di via Priamo Tron a Treviso. Spazzatura abbandonata nella notte. Io gli consiglierei, come l'ha portato probabilmente di notte con un camioncino, che di venire magari notte tempo, ricaricare tutto e portare
portarsi via. Perché? Perché intanto abbiamo una polizia locale molto efficiente e già ha gli indizi per individuare la persona. Poi non sa cosa rischia a livello penale e a livello economico, quindi ripeto, questa è la dimostrazione che l'amministrazione comunale può far tutto, ma poi se ci sono questi imbecilli, questi delinquenti, tutto lo sforzo di noi, di tutti, dei consiglieri, degli amministratori diventa vano. Allertata la polizia locale è subito intervenuta per eseguire i rilievi utili a rintracciare l'ecovandalo. Al vaglio anche le numerose telecamere di videosorveglianza della zona, ma i vigili sarebbero già sulle tracce del responsabile. E proprio con il generale Giancarlo Iannicelli andiamo a vedere quali saranno le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Previsto un brusco calo delle temperature. Grazie all'azione massiccia di un anticiclone che ci ha protetto, abbiamo usufruito di qualche giorno di tempo estivo, veramente estivo, con temperature molto alte, ma non dobbiamo illuderci perché avremo la sorpresa già da lunedì. L'anticiclone cederà, arriverà aria fredda e quindi le temperature si abbasseranno e di molto. Vedete come cambia lo scenario, l'anticiclone non c'è più, ne approfittano subito sistemi perturbati abbastanza complessi, il primo dei quali ecco questa occlusione che ci interesserà già da domenica notte e poi aprirà la strada a altre perturbazioni. Quindi prevediamo questo fine settimana ancora all'insegna del cielo sereno, sabato, domenica. Da domenica sera passa un sistema perturbato e quindi avremo come prima conseguenza un aumento della copertura del cielo per nubi, precipitazioni anche a carattere intenso, anche a carattere temporalesco, stante le temperature ancora alte. Ci accompagneranno purtroppo per ora per quasi tutta la settimana. I venti sono deboli, direzione variabile, con qualche naturalmente rinforzo durante i temporali, ma soprattutto la prossima settimana. Ecco l'andata lente delle temperature, ancora fine settimana con massimi intorno ai 27-28 gradi sempre all'ombra, le minime 16, 17, 18 gradi. Da lunedì ecco l'abbassamento repentino, le minime scendono a 12-13 gradi e le massime forse mercoledì non arriveranno a 16-17 gradi, quindi un calo di quasi 10 gradi. L'Alta Adriatica è previsto quasi calmo o poco mosso. È tutto. Pubblicità tra poco. Eccoci tornati in diretta, proseguiamo con le notizie, andiamo in centro a Treviso dove sono arrivati nel pomeriggio accolti dagli alpini e dal sindaco Mario Conte i 6 marciatori della camminata per i bambini che ha lo scopo di raccogliere fondi per il centro di allergologia e il reparto di ematoncologia dell'Istituto Gaslini di Genova e per gli stessi reparti invece del Burlo di Trieste. La marcia, partita il 25 aprile scorso a Trieste, arriverà a giugno a Genova e riprenderà domani da Castelfranco ad ospitarli proprio le Penne Nere. Vediamo. Fa lunga? Poco. È caldo oggi, benvenuti. Si supera tutto. Con gli alpini si supera tutto. Benvenuti. Che onore. Grazie. Complimenti per quello che state facendo. È il quinto anno che lo facciamo, ma il secondo anno per l'ospedale Burlo di Trieste, il Gaslini di Genova, per la raccolta fondi. Con questi soldi che raccogliamo compriamo macchinari all'allergologia di Trieste, il Burlo, e all'allergologia del Gaslini di Genova e all'oncologia di Genova. Noi compriamo solo macchinari per questi reparti qua. Treviso è una tappa che è 2 anni che ci fermiamo, abbiamo sentito gli alpini e ci siamo trovati bene l'anno scorso e anche quest'anno ci siamo fermati perché ci hanno sempre ospitato come sempre fanno. Accogliamo volentieri questi ragazzi, si prodigano per uno scopo meraviglioso, chiedono poco in realtà, perché ci hanno sempre chiesto solamente un po', se avete un posto da dormire, qualcosa che possiamo appoggiarci. Il grande cuore degli alpini come sempre ha risposto quest'anno in maniera anche notevole, perché li abbiamo presi, li abbiamo accompagnati, saranno a cena stasera presso il gruppo Città di Treviso, si fermeranno lì a dormire, domani mattina riceveranno una buona colazione per poi incamminarsi domani mattina dopo la benedizione ricevuta dal Vescovo alle 8:30 in Piazza al Duomo e lì proseguiranno verso Castelfranco, dove troveranno nuovamente gli alpini, il gruppo alpini di Castelfranco Veneto. Sì, li ringrazio perché far parte di questo importante percorso
paesaggistico ma soprattutto di beneficenza. Per noi è un grande onore. Insieme agli alpini di Treviso li abbiamo accolti qua in Piazza dei Signori proprio per dar loro sostegno anche fisico, perché questa sera ceneranno e dormiranno nella sede degli alpini, però soprattutto per promuovere la loro missione. Fa parte del nostro DNA, noi non possiamo neanche pensare di dire di no davanti a una cosa del genere, viene proprio spontaneo rispondere sì, presenti, quando un'iniziativa così bella viene a suonare il campanello presso l'associazione. Siamo allo sport, anche il Mogliano e il Benetton agli impianti sportivi del Petrarca Rugby di Padova per il trofeo Bottaccina, a sfidarsi più di 2000 atleti divisi in 4 categorie. Più di 2000 piccoli rugbisti hanno animato a Padova, al centro sportivo Memo Geremia, casa del Petrarca Rugby, la 43esima edizione del torneo Pino Bottaccin. 32 le società coinvolte, provenienti da 9 regioni d'Italia, per un totale di 100 squadre divise nelle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, che hanno dato vita a 336 partite. Dal punto di vista sportivo, in Under 8 ha vinto il Mogliano Veneto, seguito dal Petrarca Rugby e Patavium Rugby. In Under 10 a conquistare la Coppa sempre i bianco-blu moglianesi, seguiti da Benetton Treviso e dal Rugby Paese, mentre per la categoria Under 12 la Coppa è stata conquistata dal Petrarca Rugby, secondo il Villorba Rugby e terzo l'Unione Sportiva Primavera Rugby. Siamo ora alle notizie dal Bellunese. Si consolida il rapporto fra la Regione e il soccorso alpino. Vediamo di cosa si tratta. In montagna si va attrezzati, informati e rispettando tutte le regole, cioè non è che vai all'avventura, perché in montagna all'avventura non si va. Un appello, l'ennesimo, un forte richiamo alla responsabilità di chi troppo spesso affronta la montagna alla stregua di un parco giochi, ma risalire sentieri e vette dolomitiche non è come accomodarsi su un ottovolante o passeggiare sulla battigia. I cittadini devono capire che la montagna è sicuramente bella, ma va rispettata. Cioè, qualcuno si è offeso perché ho detto che chi va con le Havaianas in montagna c'è un irresponsabile, ma è altrettanto vero che con questa amministrazione abbiamo anche tentato di introdurre un elemento, diciamo, di deterrenza, che è quello di far pagare il conto a chi di fatto viene recuperato, viene soccorso in contesti nei quali capisci che si è addentrato senza un minimo di responsabilità e di, diciamo, cognizione di causa. L'occasione per rinnovare il concetto di rispetto per la montagna e per chi opera in ambiente ostile, l'annuncio del rinnovo della convenzione tra la Regione e il soccorso alpino. Il budget annuo arriva a circa €1 milione fino al 2027 e sarà destinato a incrementare il compenso agli istruttori per l'attività di aggiornamento e formazione dei volontari, aumentare l'organico della segreteria e implementare le assicurazioni stipulate per l'attività dei soccorritori. L'ha detto Giuseppe Zandegiacomo, neopresidente regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 27 stazioni, 757 volontari, 3 delegazioni in Veneto, dove nel 2024 sono stati eseguiti oltre 1000 interventi e soccorse 1225 persone, il 40% delle quali illese. Una gran parte dei nostri interventi vengono svolti proprio per persone che sono illese, tra queste rientrano perdita di orientamento, incapacità, malore, quindi tutta una serie di fattori che poi si possono ricondurre all'impreparazione e capacità. Qui io vorrei introdurre un concetto molto chiaro, cioè quello della responsabilità. Cioè una persona deve affrontare la montagna con senso di responsabilità. Non nego che stiamo valutando ancora di inasprire ancora di più il tema delle risorse, diciamo del conto da applicare a chi se ne va in giro per le montagne senza usare il cervello, perché penso che i nostri sanitari e i nostri soccorritori in generale non possono andare a rischiare la vita e peggio ancora perdere tempo per andare a soccorrere persone che se ne stavano a casa o andavano a fare, diciamo, dei percorsi, diciamo, alla loro portata, avrebbero evitato un sacco di guai. Al punto stampa a Palazzo Balbi anche l'assessore Giampaolo Bottaccin, primo estensore della legge regionale sul soccorso alpino, eccellenza del sistema di protezione civile in Veneto. Il nostro soccorso alpino è un sistema fondamentale nel
nel sistema della protezione civile che abbiamo. Noi come protezione civile, mentre la sanità interviene sulla spesa corrente, noi interveniamo sulle spese di investimento e quindi sulle dotazioni di mezzi, di attrezzature, di quello che serve per poter intervenire in ambiente particolarmente complesso. Una notizia di servizio, ora avviso di non potabilità dell'acqua per i residenti in località Larzone. Servizi Integrati Bellunesi ha predisposto un servizio sostitutivo con consegna alle utenze interessate di acqua in bottiglie. È stata invece allestita un'autobotte alla latteria sociale di Arabba per le utenze di Alfauro, Crepaz, Pezzei, Ruaz e San Giovanni. Siamo in Alpago, 300.000 euro per sistemare le strade. Sentiamo. Le buche sulle strade sono da sempre una fonte costante di lamentele da parte dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In Comune di Alpago forse non si riuscirà a sistemarle tutte, ma almeno qualcuna certamente sì. I soldi per mettere a posto queste cose non sono mai abbastanza. Abbiamo approvato però il consuntivo del 2024, quindi abbiamo un avanzo abbastanza importante perché ci sono circa 300.000 euro di risorse liberi e in più abbiamo applicato anche un avanzo vincolato proprio per sistemare buche, sistemare asfalti e fare una manutenzione un po' più spinta. A breve partiranno i lavori per la sistemazione ordinaria, per la manutenzione straordinaria della piazza di Puos e quindi lì sono circa 120.000 euro che investiremo per sistemare la piazza Puos e in più abbiamo 300.000 euro dedicati esclusivamente agli asfalti e quindi anche quest'anno si proseguirà con la campagna di sistemazione delle strade. Bene dunque per le strade e per la piazza di Puos. Era invece rimasto in sospeso un clamoroso disguido intercorso tra Comune e Poste Italiane con centinaia di lettere indirizzate ai cittadini e clamorosamente tornate indietro. Un episodio difficile da capire e giustificare, che però per fortuna non si è ripetuto. In seguito alla segnalazione che abbiamo fatto, la Tari è andata a buon fine, nel senso che sono state consegnate tutte, insomma sono tornate indietro poche e quindi credo che il problema si sia risolto. Probabilmente è stata una contingenza dell'ultimo mese dell'anno, di dicembre, e quindi però insomma adesso ho visto che Poste Italiane ha fatto quello che doveva fare. Poste perdonate? Assolutamente sì. È ormai prossima l'inaugurazione dell'Isola che non c'è, il nuovo parco inclusivo di Belluno, un evento previsto il 17 maggio alla presenza della ministra alla disabilità Alessandra Antonelli. Ad anticipare l'apertura del parco una tavola rotonda il 7 maggio in Sala Bianchi che vuole essere un confronto sul valore progettuale e psicologico del nuovo spazio, investimento culturale per il benessere e la coesione della città. E sono 800 le firme a sostegno della petizione popolare di Italia Nostra e FIAB sul verde pubblico. Il Consiglio Comunale di Belluno ha preso atto dell'iniziativa popolare per la salvaguardia del verde in città, sottoscritta da 800 cittadini sollecitati da Italia Nostra e FIAB, che nei mesi scorsi si sono fatti promotori della petizione. Una iniziativa di partecipazione collettiva, né di destra né di sinistra, mossa dalla constatazione di una gestione di abbattimento e potature di alberi non sempre esemplari. Tanto è bastato per far sbottare il sindaco. L'amministrazione non accetta l'accusa di non aver agito in modo sommario. E peggio, di non aver osservato le disposizioni di legge, affermazioni queste mosse dai firmatari della petizione e non supportate da elementi concreti. Ha aggiunto De Pellegrini: gravi e arbitrarie le affermazioni contenute nella petizione, di fatto confermando un arroccamento su posizioni tutt'altro che concilianti nei confronti dell'iniziativa dei cittadini che la maggioranza ha proposto di mettere ai voti, circostanza non prevista da statuto e regolamento. Qual è l'obiettivo che dobbiamo cogliere per dare un senso a questa istanza di partecipazione? Non certo votare su un testo che non è votabile, no, quello che dobbiamo pensare è come andiamo avanti per il futuro e come verifichiamo per il futuro sia la correttezza delle scelte, sia la omogeneità e programmazione delle scelte. Al di là delle possibili ripicche, ha suggerito il consigliere Rasera Berna, pensiamo a ciò che possiamo fare insieme con un percorso partecipativo che coinvolga tutti. Sulla partita del verde pubblico, Palazzo Rosso ha già affidato l'incarico per la redazione del censimento del verde e del regolamento del verde, utili entrambi a pianificare e progettare gli interventi e per stimare gli investimenti economici. Il regolamento del verde interesserà sia il verde pubblico che quello privato.
Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo la sigla, come sempre, il meteo. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.